bosco. Sì, sì. Questo è un bosco. Posso fare un video, vero? Sì, Ok. sì, altro che. Questo è un bosco. Un bosco? Quella è un'altra foresta con i lupi, con la neve. Sì. Di lupi, se ti guarda bene, ti vede. Ah sì, guardali là. Vedi? E guarda, ti dirò... No, continuo, dopo ti dico. Sì, sì. Questo invece, che tu conosci bene, è il cielo sopra Strongoli. È un notturno. Ah sì. Manca l'altro, questi due sono stati in biennale, questi due lavori, uno ce l'avevo in una mostra, sono stati in biennale. Il cielo sopra Stromboli. Sì. Poi qua ho tutta la serie dei disegni che io ho fatto dall'80 al 90. Che belli. 80 al 90. È Zanzotto questo? Quello è Zanzotto, questo è Comisso, questo è Naldini che era mio amico. Ah, Nico, sì, lo ricordo, sì. Sì, questo è Che veniva sempre da Lino. sì. Nico Naldini, sì. Nico Naldini. Qua ci sono altri argomenti. L'orso. Questo qua è Prometeo. Ah, Prometeo, ho fatto una serie sulla mitologia, questa è un'altra serie sui ritratti Giorgio Soavi, Balthus e l'orso. Dietro ce n'è tanti, non ti te. Quello è tutto un ciclo su Pasolini che ho esposto proprio nella Fondazione Pasolini a Casarsa. che belli. Quindi i ritratti, diciamo il figurativo, chiamiamolo così, è venuto dopo No, no, l'astratto o prima. prima? Prima Io- questo e poi sei passata a questo. Io ho fatto un grandissimo periodo figurativo, ho fatto anni di figurativo, ho fatto 30 anni di figurativo, Ah, ecco. per poi approdare all'astrazione All'astrazione. e ancora a questa, ma questi sono temi particolari. Queste sono le visioni di Hildegarda von Bingen, che aveva le visioni, questa santa medievale. Allora ha queste visioni di luce forte, di ombra, mentre questi Che sono gli spettacolo. erbari che ho fatto per bello. l'Orto Botanico di Padova, sono Che bello. orgogliosissima. Oh, sono andato a vederlo quello. Ecco. Che bello questo. Questi sono erbari, cioè praticamente partendo dall'erbario classico che incolla sulla carta diciamo, le varie piantine, ho fatto tutta un collage. Che spettacolo. Sì, sì, no, sono molto Di che orgogliosa. anno è questo? Questi dal 2013 in poi. In poi? Sì. Bellissimo. Questa sono veramente tanto orgogliosa. Che di è una delle cose che ti ha dato più più soddisfazione. soddisfazione anche perché non ce n'è in giro, è sì. molto mio questo lavoro, quindi Ci hai messo un po' a farlo, eh? Sì, tanto, ci vuole tanto tempo. Tanto